La parola d'ordine è innovare il prodotto turistico. Il Veneto è la prima regione a livello italiano per quanto riguarda il numero di flussi turistici, di arrivi e di presenze, ma per rimanere in vetta è fondamentale migliorare l'offerta e fare in modo che il turista non vada via subito ma rimanga più tempo possibile nel nostro territorio, anche per fargli conoscere, spiega E l'assessore soprattutto regionale al fargli conoscere turismo, quello che io dico l'altro sempre l'altro Veneto. Veneto, cioè non soltanto le nostre mete turistiche classiche come Venezia, il lago di Garda o le Dolomiti, ma conoscere anche per esempio l'entroterra, penso alla provincia di Treviso o di Vicenza, alla Pedemontana o ai Colli, che sono territori stupendi che però devono essere incentivati. Per questo la Regione ha aperto 2 bandi che andranno in scadenza il 12 aprile. Il primo riguarda la rete di imprese, cioè la possibilità di mettere insieme 9 aziende. 3 di queste devono essere del comparto ricettivo, quindi aver camera da letto, dare ricettività, ospitalità ai turisti. Le altre possono essere aziende di qualsiasi altro tipo che si mettono insieme per creare un nuovo prodotto turistico. E facendo questo utilizzano di questo beneficio, che sono finanziamenti europei gestiti dalla Regione Veneto, cofinanziati anzi dalla Regione Veneto, e con finanziamenti che possono arrivare fino al 50% a fondo perduto. Il secondo mette a disposizione 12 milioni di euro. Dà la possibilità di innovare il proprio prodotto turistico, quindi ci rivolgiamo in particolare alle aziende turistiche intese come alberghi, camping all'aperto o anche bed and breakfast, strutture complementari che vogliono innovare il proprio prodotto turistico e quindi anche riammodernare la propria struttura. I 2 bandi regionali verranno presentati lunedì prossimo alle 17:30 all'Hotel Double Free a Mogliano Veneto.